Bene, eccoci insieme anche oggi, acqua protagonista, acqua identità e futuro dei territori, perché questa è la settimana in cui inizia la settimana nazionale della bonifica e della irrigazione. Da sabato 13 maggio a domenica 21 saranno centinaia in tutta Italia gli eventi, molti anche nel Veneto, migliaia gli studenti che saranno coinvolti per conoscere questo patrimonio a difesa del territorio. Ne parliamo con Andrea Crestani, che è il direttore di AMBI Veneto. AMBI è l'Associazione Nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio. Insomma, acqua protagonista, però per esserlo bisogna che ci sia. Allora, la prima domanda d'obbligo: qual è oggi la situazione idrica nella Regione Veneto? È una situazione molto particolare perché veniamo da un periodo dove il Veneto, soprattutto tutta la parte del nord-est, è stata interessata da una grave crisi idrica, seppur in questi giorni la vediamo un po' attenuata per effetto di un cambiamento meteorologico che si aspettava, però il deficit idrico a terra, quindi la piovosità nei primi mesi dell'anno, quindi da gennaio, ha generato un deficit di 200, anche 300 mm di piovosità. Questo ha creato nelle campagne uno stato di siccità molto, molto elevato e che in questi giorni si è attenuato. La piovosità che ha toccato punte da 75, 50, 75 mm fino ad arrivare a punte anche di 300 mm in qualche area del Friuli, ha sicuramente alleviato il problema della siccità nelle campagne. Diciamo che accanto a questo la pioggia dei giorni scorsi ha anche eliminato, fortemente ridotto, il rischio idrogeologico, perché il paradosso è proprio questo: quando il terreno è troppo secco, alle prime piogge, se queste sono violente, si rischiano gli allagamenti e le alluvioni. In questo caso una pioggia diffusa ha portato a umidificare il terreno, insomma, almeno questo rischio pare scomparso. Sì, da una parte abbiamo eliminato un problema sicuramente di rischio idrogeologico, però si sono evidenziati, proprio a seguito di periodi di altissima siccità, si sono verificati degli eventi temporaleschi, meteorologici, che hanno fatto sì che l'attività di consorzi di bonifica e le infrastrutture che abbiamo a servizio della sicurezza idraulica si sono attivate. Quindi abbiamo soprattutto nella zona del Piave. Sì, nella zona del Piave e poi scavalcando nel Friuli, in realtà per esempio sulla zona del Piave il consorzio è intervenuto a laminare delle piene, va bene, con delle casse di espansione. Quello che volevo dire era che se abbiamo alleggerito e alleviato un po' la siccità nelle campagne in questo periodo, altrettanto non è avvenuto nei fiumi. I fiumi oggi, al di là dell'area Brenta-Piave, che nel bacino di ricarica, cioè nell'area montana, le piogge importanti che sono avvenute in questi giorni stanno contribuendo a mantenere pieni gli invasi montani e a garantire un minimo del flusso vitale importante nei fiumi. Non l'abbiamo nel fiume che ha dimostrato in quest'ultimo mese uno stato di criticità elevatissima, che è il fiume Adige. Dovremmo anche avere un paio di immagini che sono l'Adige è un fiume che è andato in crisi, forse la più importante crisi che ha vissuto il fiume negli ultimi decenni, ma soprattutto anche nell'area del nord, nell'arco alpino, in quanto... Quello si può attraversare proprio. Sì, sono immagini tra il 25 e il 1° maggio, immagini che in realtà destavano non solo preoccupazione, era un Adige asciutto, privo di risorsa, quasi un fiume morto. I bacini montani in Trentino e a Bolzano sono attualmente in uno stato molto critico perché i livelli sono bassi, partiamo dal 16-20% di invaso, quindi mancano veramente milioni e milioni di metri cubi a questo. La neve non esiste più, va bene, quindi si è sciolta ancora un mese fa e praticamente le risorse a monte non ci sono. Quindi il fiume, che deve garantire una portata media di 80 metri cubi secondo a Boara Pisani, questo in provincia di Rovigo. Ecco, in provincia di Rovigo, questo per garantire non solo i potabilizzatori che pescano acqua potabile per tutta la provincia di Rovigo, quasi il Polesine, ma soprattutto anche per impedire la risalita del cuneo salino a mare. Questi 80 metri cubi, con le foto che avete visto prima, sono scesi a 25-30 metri cubi per quasi 20 giorni.
Quindi praticamente abbiamo il sale avevamo il sale che risaliva attraverso l'acqua salata da marea fino quasi alla Romea, all'altezza della Romea, e comunque l'impossibilità in qualche momento di utilizzare i potabilizzatori. Quindi lo stato era di criticità molto alta, al limite della dichiarazione dello stato di calamità. Allora, le piogge di questi giorni hanno sicuramente alleviato questo. In montagna è piovuto bene, gli invasi cominciano a trattenere un po' di acqua e garantire questo deflusso. Il problema grande è che il deflusso viene garantito perché l'irrigazione oggi è sospesa. Frutto delle piogge in campagna non si sta irrigando. Se la stagione cambia e l'irrigazione comincia per sostenere giustamente le culture in campo, i nostri consorzi o derivano poco, l'ordinanza del Presidente Zaia limita già al 40%, va bene, sull'asta dell'Adige le derivazioni, ma questo non è sufficiente a garantire l'agricoltura. Quindi in una situazione che si potrebbe ripetere di crisi idrica, il rischio è che per garantire il primo uso, che è quello umano, l'agricoltura possa soccombere in termini di utilizzo dell'acqua, perché l'Adige oggi non ha le risorse sufficienti per arrivare a fine stagione, salvo che eventi meteorologici ripetutamente, così come sta capitando, modificano il quadro e lo scenario. Ecco, senza scatenare guerre di religioni, però la situazione dell'Adige, che in altri momenti è comune anche ad altri fiumi, sottolinea una volta di più la necessità di un coordinamento, perché c'è il problema che chi sta a valle, insomma, ha la risorsa che gli viene concessa da chi sta a monte. In questo caso sull'Adige la parte veneta dipende dalle province autonome di Trento e Bolzano, ma se andiamo in Friuli Venezia Giulia, l'Isonzo è ancora più complicato perché dipende dalla Slovenia, ma pensiamo alla stessa asta del fiume Po che interessa 4 regioni perlomeno, insomma, se poi ogni regione se ne preleva un po' di acqua, finisce che appunto il Polesine resta facilmente a secco. Quindi c'è bisogno di ripensare in qualche maniera la gestione delle risorse idriche. In merito alla crisi idrica, o meglio alle crisi idriche, il Ministero dell'Ambiente l'anno scorso ha istituito gli osservatori per le crisi idriche, unità di coordinamento presso le autorità di distretto. Nel nostro caso l'autorità di distretto dell'Alto Adriatico comprende le 3 regioni del nord-est, ha compito di cabina di regia. Nel bacino padano, quindi Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e una parte di Veneto, per quanto riguarda il fiume Po, questo è per il nord Italia. Gli osservatori sono strumenti importantissimi perché tutti gli attori presenti, dai ministeri fino agli utilizzatori, compresi i consorzi di bonifica, si siedono attorno a un tavolo e preparano le eventuali misure da mettere in atto nel momento in cui scattano a modificarsi degli scenari le azioni. L'attività che si sta svolgendo in questi mesi è proprio frutto dell'attività dell'osservatorio con le regioni. Prima non succedeva, prima c'erano probabilmente molte difficoltà al dialogo proprio tra regioni. Chi ha l'acqua se la tiene, chi in ultimo rischia di bere quella che gli lascia. Ma gli osservatori sono interregionali? Gli osservatori sono posizionati sui confini del distretto idrografico. I distretti idrografici sono 7. Per il nord abbiamo il bacino padano, che praticamente segue l'asta del Po, e quindi le 5 regioni che sono interessate dal Po, e nel caso nostro il distretto dell'Alto Adriatico, quindi le 3 regioni. Seduti al tavolo ci sono i 2 ministeri, agricoltura e ambiente, ci sono le 3 regioni, ci sono le ARPA regionali, ci sono tutti gli utilizzatori dagli idroelettrici fino ad arrivare ai consorzi di bonifica. AMBI è seduta sia sul coordinamento nazionale al Ministero che presso ogni osservatorio idrografico distribuito nel paese. Cioè il termine osservatorio però fa pensare a qualcosa di consultivo. Poi l'intervento, la parte esecutiva, perfetto, da chi dipende? L'osservatorio ha solo il compito di leggere gli scenari, individuare delle misure e suggerirle man mano che si verificano alle amministrazioni e quindi alle regioni. Difatti l'ordinanza del Presidente Zaia, scattata il 16 di aprile 17, che vale fino al 20 di maggio circa, che limita tutte le riduzioni dei prelievi irrigui,
e impone ai bacini idroelettrici di accumulare la risorsa, va bene, e comunque di controllare i consumi della risorsa idrica nel suo complesso, è stata emanata a seguito delle indicazioni dell'osservatorio e al tavolo della Regione Veneto, che ha poi stabilito l'ordinanza del Presidente. Quindi ogni regione emette le proprie ordinanze. L'osservatorio è proprio una cabina di regia. Con le regioni prepara e individua e studia gli scenari al verificarsi delle condizioni. Quindi prepara. Ecco, per concludere, quindi ancora oggi comunque ogni regione legifera autonomamente. Paradossalmente, se il Piemonte volesse tenersi tutta l'acqua, è ancora legittimato a farlo? Legittimato no, perché nel caso ci fossero situazioni di criticità l'osservatorio fa intervenire la Protezione Civile Nazionale, ecco, con il Ministero, con degli interventi sovraordinati di emergenza. Noi non vogliamo far polemica, però in una vicenda che ha messo il Veneto in una situazione di grave criticità idrica come quella di 15 giorni fa, gli osservatori che si tenevano sul fiume Adige, specificatamente per il fiume Adige, in provincia di Trento, presso l'autorità di bacino, hanno evidenziato notevoli contrapposizioni tra i soggetti. Poi sui titoli dei giornali, i giorni seguenti a questi incontri, trovavamo dei titoli abbastanza pesantini dove c'era scritto «Il Veneto vuole la nostra acqua». Ecco, questo è il rapporto tra le varie amministrazioni quando si parla di governare, quando l'acqua è poca, per governare appunto la risorsa all'interno di un fiume, che dovrebbe essere in maniera così coordinata, utilizzata da tutti. Quindi... Grazie ad Andrea Crestani, grazie anche per averci fatto capire questo ultimo aspetto. Lui, lo ricordo, è il direttore di Ambi Veneto, l'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. Ricordo ancora che dal 13 di maggio al 21 dello stesso mese, in tutta Italia e quindi anche nel Veneto e in tutto il nord-est, settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione, tante le occasioni per conoscere un patrimonio che è quello che gestisce le acque. Pensiamo solamente che nell'area del nord-est ci sono 2/3 delle centrali idrovore presenti nel nostro paese. Se queste centrali non funzionassero, insomma, perderemmo buona parte della costa, ma perderemmo anche, diventerebbe acquitrinosa metà della città di Padova, una buona parte della pianura padana, insomma un patrimonio che vale la pena di essere conosciuto e la settimana della bonifica e dell'irrigazione ne è occasione. Grazie, a voi, alla prossima.